E allora, per concludere diciamo, la serata, passo la parola al giornalista Renzo Mazzaro, che è un autorevole firma del gruppo Gedi e che è stato autore di numerosi ex Gedi, scusa, e che è stato autore di numerosi libri d'inchiesta, e per il mensile ha scritto un interessantissimo articolo che nuovamente vi invito a leggere, sul fatto che la Regione Veneto ha approvato una legge antimafia nel 2012 e l'applicazione di tutta la legge antimafia ad oggi ancora non c'è, e quindi potrà ben rispondere anche a tutti gli interventi che sono stati fatti questa sera. Grazie. Intanto vi ringrazio per la simpatia con cui mi avete accolto nonostante il ritardo furioso, dovuto peraltro alla ZTL di Vicenza, perché ogni volta che Giovanni Coviello mi invita, becco sempre una ZTL e quindi una multa. Oggi non volevo che capitasse, ho parcheggiato non so più dove e sono venuto qui, dunque spero di ritrovare il parcheggio poi anche. Invece, collegandomi a quanto diceva il consigliere comunale Colombara, vero? Devo confermare, è cambiata altro che la sensibilità sociale delle nostre comunità, non soltanto per via misurata con il metro dell'antimafia, anche quello del giornalismo. Adesso il giornalismo di inchiesta non interessa più nessuno, e allora le inchieste si fanno ancora, ma non vengono lette, quindi sembra quasi che il giornalismo di inchiesta non esista più. Questo per dire. Invece io sono stato colpito da una notizia che era stata data dalla CGA di Mestre ancora a dicembre, e cioè che mettendo insieme fonti come Banca d'Italia, che ha tutte le indicazioni che vengono dal mondo bancario per le operazioni sospette, la magistratura e la DIA, salta fuori che nel Veneto ci sarebbero in questo momento 8.500 aziende direttamente collegate a criminalità organizzata oppure addirittura dirette, quindi un collegamento diretto. Una cosa spaventosa che poi va a braccetto con un altro dato, che è quello delle estorsioni. Allora, in 10 anni, dal 2013 al 2023, sempre la CGA di Mestre riferiva che sono aumentate in modo spaventoso 300% a Belluno le estorsioni, 200 e rotti, è scritto qui nell'articolo che ho fatto, che ho firmato, a Vicenza. Per cui se prendiamo i dati invece fissi, cioè i dati numerici, salta fuori una media di 3 estorsioni a settimana a spese di imprenditori. Ora può darsi anche che l'estorsione sia un'altra cosa che un collegamento direttamente con criminalità organizzata. Comunque anche se scorporiamo qualche piccola percentuale è una cifra impressionante. Ho visto poi anche un altro, sempre saltando, che 10 anni fa, nel 2015, in un convegno dell'ANCI organizzato a Treviso, l'allora procuratore aggiunto della DIA, si chiamava Giovanni Russo, venne a dire che, vorrei anche citarvi con precisione quello che ha detto, venne a dire che il Veneto nel Veneto c'era un'attività concreta, imponente, importante, apparentemente senza argini della criminalità organizzata, e riferiva non ci sono argini perché sia colpa delle istituzioni. L'argine primo che manca è quello della società civile, cioè non c'è un argine degli operatori, qui sono soprattutto banche, organismi finanziari,
e tutti i professionisti che fanno attività collegate, commercialisti, notai, eccetera. E tutto questo mi ha fatto andare a verificare quello che dicevi tu, cioè noi abbiamo una legge antimafia che nasce soltanto nel Veneto, soltanto nel 2012 e nasce perché un consigliere che viene eletto nel 2010 che si chiamava Fasoli, Roberto Fasoli, veronese, scopre che noi siamo una regione senza questa legge e si dà da fare, e io sono andato a trovarlo, mi ha raccontato come è nata questa legge. Lui viene eletto nelle file del PD, ma ha l'accortezza di non presentare la legge come PD, muove tutti i gruppi, organizza un convegno, qui invita anche altri, come Regione Veneto, altre regioni, mette in moto un meccanismo di consultazioni, viene elaborato da tutti i gruppi un testo di legge che va in aula e al momento poi del voto, che ci sono sempre delle frizioni, prende a tu per tu Luca Zaia e gli dice: senti, vogliamo approvare questa legge o no? O vogliamo solo fare polemiche? E lì riconosce, Luca Zaia ha avuto proprio la determinazione di appoggiare, e questa legge nasce con il voto unanime. Quindi era una legge importante ed era anche importante l'unanimità. Come ha funzionato questa legge dal 2012 ad oggi? Allora, dopo 13 anni sono andato a controllare che cosa mancava. Mancavano delle cose importanti, e due soprattutto. Una, la centrale unica degli appalti, che era prevista dalla legge ed è stata praticata in qualche modo come azienda zero nella sanità, ma tutto questo non ha impedito che succedessero delle cose poco chiare, come è capitato pure a me di scriverne e di essere querelato, per giunta proprio da Luca Zaia, che era un mio amico tra l'altro, cioè ci frequentavamo prima di questo. Comunque una querela che ho vinto, come tutte le altre che ho avuto, nel senso che è stata archiviata, nonostante la resistenza dell'avvocato della regione. Ma la seconda cosa è che questa legge prevedeva un fondo di rotazione per aiutare gli enti pubblici che avessero avuto assegnati dei beni confiscati alle mafie, confiscati alla criminalità organizzata, oppure per ragioni di corruzione. Quanto diceva il consigliere Colombara, ma anche l'avvocato Eric Umberto Pretto. Avvocato del popolo. Aveva un bel piglio comunque. Allora. E cioè, intanto se voi andate nel sito dell'Agenzia Beni Confiscati e Sequestrati e Confiscati, potete entrare nel sito, c'è una cosa bellissima, vedete la cartina dell'Italia, potete cliccare sulla regione e vedete il dato dei beni che sono stati confiscati per provincia e per comune anche, ed è una cosa bellissima, solo che, come giustamente facevano osservare le persone che hanno parlato prima di me, è un po' difficile arrivare, perché questo organismo ti fa sapere le cose, poi c'è tutto un procedimento farraginoso che ieri, parlando con l'onorevole Pretto per puro caso, lui sosteneva che non c'è malafede. Io mi limito a dire che potrebbe essere anche una possibilità, perché che cosa succede? Che spesso, talvolta diciamo, i beni confiscati vengono ripresi dalle stesse persone a cui sono stati confiscati, che trovano una testa così, di legno, sì, va bene, diciamo, insomma un prestanome che non sa neanche magari spesso quello che fa, quello che firma, quando non è addirittura inesistente, e si vedono riassegnati i beni. In questo panorama di beni sequestrati e confiscati, quello che fa premio
quello che nel caso del Veneto è più interessante, è la villa che è stata confiscata a Giancarlo Galan. Qui c'è tutta una storia, però prima ancora a fare notizia è stata la banda Maniero. La villa di Felice Maniero è stata sequestrata ed è utilizzata adesso dal comune di Campolongo, che lo dà questo stabile alle associazioni, e questa cosa è andata abbastanza in porto, però è cominciata con nel 2011 con l'assessore all'epoca regionale, che ha consegnato in una conferenza stampa fatta a Campagna Lubia, sono andato a verificare, 11.000 euro per aiutare il comune. 11.000 euro che non venivano ovviamente dalla legge, dal fondo di rotazione. La legge non era ancora fatta nel 2011, il fondo di rotazione non esiste ancora adesso. Erano soldi dati dalla nazionale cantanti che era venuta a fare una partita di calcio. Allora queste dotazioni sono arrivate spesso da persone volenterose. Ma tu ti domandi invece, scusa, abbiamo una legge che prevedeva un fondo, come mai non c'è? Nel caso di Campolongo è successo anche che successivamente la villa del braccio destro di Felice Maniero, che c'ha pure un nome che adesso non ricordo, e che era rimasta chiusa una decina d'anni, è stata poi rimessa in piedi ultimamente dal comune, che ha speso 150.000 euro per fare questa operazione qua. Questa villa ha un grande spazio verde attorno. I 150.000 euro non sono arrivati dal fondo di rotazione, la legge c'è ma il fondo no, ma attraverso un concorso che il comune ha fatto sulla sanità, cioè ha recuperato, si è inventato, ecco qua, 150.000 che sono arrivati. Parlando ieri, sempre per documentarmi, con Bruno Pigozzo, che è un ex consigliere regionale ed è presidente dell'osservatorio regionale che osserva il funzionamento della legge antimafia e fa audizioni nel caso attorno alle istituzioni, ai gruppi e alle associazioni che si occupano di questo. Ecco, mi confermava come dai suoi ricordi, io non ho controllato questa cifra, ma la legge non ha il fondo di rotazione, ma l'assessore Corazzari ha argent de poche più o meno, insomma, quanto? 150.000 euro per tutte le iniziative. Lei scuote la testa e dice sì, di no. No, dico che sono a Vicenza, per mettere a posto il villino che abbiamo ci vogliono 150.000 sì, euro. Infatti l'ex consigliere Pigozzo mi diceva: facciamo un confronto con la regione Emilia-Romagna, hanno 1 milione di dotazione. Ho fatto prima un cenno alla Villa Rodella che è stata sequestrata, che è stata confiscata a Giancarlo Galan. Anche lì, e ieri ne parlavo appunto con l'onorevole Pretto, anche lì c'è una cosa che avrebbe potuto capitare e non è avvenuta. Allora, questa villa viene confiscata a Giancarlo Galan, per le note vicende, nel 2014. È la Procura di Venezia che fa la confisca. Perché? Perché il prezzo del reato contestato a Giancarlo Galan, che patteggia, e quindi in seguito alla sentenza di patteggiamento, è valutato dalla Procura, dal giudice, dal GUP, è valutato 2.600.000, la Procura aveva fatto un conto diverso, 4,5 milioni, quindi molto di più, ma lì non si poteva, un po' era stato prescritto, un po' era taratara, insomma, 2.600.000. La Procura gira il bene, la villa, al demanio. Non si accorge la Procura che c'è non si accorge, oppure non lo so, lo valuta inutile,
c'è una ipoteca di 960.000 euro iscritta alla banca, a Veneto Banca. Evidentemente Giancarlo Galan aveva fatto un mutuo, ma lui ovviamente gli hanno confiscato la villa, non paga più le rate, e allora l'ipoteca diventa un problema di Veneto Banca, la quale defunge, anzi no, viene assorbita, come sappiamo, da Intesa San Paolo al costo di €1, anzi no, 0,50, perché con €1 sì, no, vabbè, sì, appunto. E allora, il demanio cosa fa? Se la tiene, non organizza neanche il servizio di guardiania, per cui vanno dentro i ladri, arriva la polizia, la notizia diventa di pubblico dominio, le persone si scandalizzano, allora viene messo il servizio di guardiania, però la villa rimane chiusa, inutilizzata. Cosa fa finalmente il demanio nel 2022? Si decide a fare un'asta che va deserta. C'è sempre questa ipoteca in corpo, la base d'asta era 2.700.000 euro, un po' di più. Asta deserta, e allora cosa fanno? Demanio prova sempre a dare, dice regaliamo la villa, cioè cediamo la proprietà della villa al comune di Cinto Euganeo, se si prende però in corpo anche l'ipoteca di 960.000 euro. Cioè questi qua non ce la fanno, provano a consorziarsi anche fra comuni, non c'è un interesse, non ce la fanno. Ho parlato con il sindaco di Cinto e con la sua segretaria e con la sua vice e con quelli del demanio. Per parlare col demanio tu devi andare a finire a Roma, cioè è spaventoso. E comunque, finalmente, allora concludo, adesso la villa è stata data con un bando a un'associazione non profit di Rovigo. Sono dei giovani, sono andato a trovarli, hanno un sacco di idee, ma i soldi pochi. Per mettere in moto la villa ci vogliono 100.000 euro, valutazioni del comune di Cinto Euganeo. Ogni anno il costo per tenere sarà 80.000. Il mutuo non lo so chi lo farà, ma certamente se ci fosse, scusa Giovanni, se ci fosse un fondo regionale potrebbe aiutare a fare qualcosa. Invece è destituito, cioè è inutile sperarlo, perché la legislatura va a finire. No, ma però guarda, scusami avvocato, anzi onorevole, Avvocato lo preferisco. no, ma voglio dire, se ci fosse un minimo di volontà qualcosa avrebbero fatto. Invece so per certo che ogni anno, quando c'è da discutere sul bilancio, la prima roba che vogliono tirare via, e poi gli danno i 150.000. Grazie, scusate.